apriranno? Ci sono a quest'ora? Ma credo di sì, credo Vediamo. di sì. Bussa, Sembra bussa. caramelli in bocca. Vediamo. Io. Tu sempre caramelli. Maleducato. Guarda che carino, mi faccio la borsettina. Dai, così sembra che gli hai portato un Senti. regalo. Ma buonasera! Buonasera! Ma come sta? Mi hai portato un dono. T'ho portato un dono. Perché Piacere. Lo conosci molto Da bene, lungo, questo, guardato, questo guarda, ti be- consiglio di metterlo qua perché ci sta Sì, benissimo, penso secondo me. anch'io. Dov'era? Dov'era? Più adatto. Esatto, esatto. Ciao, molto lieta. Come mai da queste parti? Ma siamo venuti a farti una visita. ma Vogliamo già, voi vedere siete- una scena. Noi ci siamo venuti a imbucare in un ascensore. Guarda caso. Come sempre all'imbucato c'è il momento spogliarello. Se mi tieni il Prego. microfono. Aspetta, questa bisogna fare attenzione su questo Mo mi momento. devo togliere. E tu Claudio, no? Ma come sei color cachi? Sono stagionale. Color cachi, scema. Buonasera, Buonasera, una bella bionda. guarda che bionda. C'è una bionda C'è bellissima. una bionda. Andiamo a vedere. Ammazza, Ma come che sta? bionda, buonasera. Grande sorpresa. Ma che carina. Complimenti a voi, perché comunque questa è un'azienda storica, è vero? Sì, sono quasi 60 anni che lavoriamo su questo mercato difficile, ma ci difendiamo bene. Ormai siamo quasi alla terza generazione che lavoriamo in questo settore. E pensa Claudio, io mi sono informata, sono 4 fratelli che lavorano tutti insieme senza litigare mai. È vero? Ecco Mai, qua. mai, mai. Ma non ci meravigliosa. credo. Diciamo che rimangono in queste mura. Ma anche se Lo ci so. fosse stato, vabbè, sono sempre. E sul lavoro capita. È bello, vedete, la capita. famiglia è importante. Ma qua ci sono, è pieno di uomini, Qua vedo, Claudio. ci sono maschi veri. Entra, Buonasera. entra. Come va? Come va? Ah, Il ma ruolo? avete il golfino Ma abbinato. stai Ma zitta! vi siete messi Cacchi e d'accordo? cacchi. Si vede! Benvenuto. Loro sono persone molto positive. Lavoro non manca. Meno male. E dopo che vengono i dolori. Ah, è il dopo. Pagate. Non vi dimenticate. Tu sei? Pino, Giulio, E ti squilla il telefono? Chi sarà? non il mio. È di Giulio. è mio figlio. È tuo figlio. Chiudi. Il numero 1, 2, 3 o 4 dei fratelli? Io sono il 2. Uno. Ai, Numero ai, ai. magico. E giustamente la donna è il numero perfetto, il 3. Tu sei nell'azienda da? Avevo 15 anni, ce l'ho 54. E da 14 anni, ho quindi un anno in meno di lui, quindi una vita. Cioè era praticamente... Diciamo oltre 35 anni. Coniugato? Sì, felicemente. 4 figli. Coniugato? Benedica. Con 2 figli. Coniugata, Con- 2 figli, Tutti sì. coniugati, questi Con ascensori. prole. Coniugato con 2 figli. E qua ci siamo ammosciati un po' io e Claudio. Non c'è speranza. Abbiamo perso le speranze. Vi lasciamo al vostro lavoro. Allora, se siete tutti coniugati. Ciao. Andiamo di là. Io la mia domanda che faccio solitamente però la devo fare e la voglio fare. Adesso però sono 3 uomini, di solito la faccio Tutte agli e uomini. tre vicino. No, I fratelli tutti e tre. dove sono? Venite tutti i fratelli, uno. Giulio che ti fa una domanda. Io voglio sapere. Io già la so la domanda. Sì, No, devi mettere chi è vicino. dei 3 il più generoso? 33, 33, 33. Ah, siete generosi comunque. Bravo. Perché siete rimasti muti? 1% sono rimasto io. Ah già, No, no, è una domanda maschile. Complimenti, famiglia stupenda, fratelli veramente unici, perché da noi è difficile trovare questa unione, no? Questa collaborazione tra fratelli, tra famiglie, è raro, no? E quindi vi facciamo i nostri complimenti. Chi vero? prima di noi è seminato bene. Certo, Sì, certo. fondamentale quello, certamente. Grazie La di mela cuore. non cade mai lontano dall'albero e l'ascensore non cade mai, punto. La figlia di Danda Alighieri. Ma buonasera! Ma buonasera! Come va?
tutto bene. Ma buonasera. che facciamo? Tu intervisti quello di sopra e io quello di sotto. Tapa, vieni fuori. No, devi venire su. Ma passagli il Ma microfono. mo ti liberiamo, non ti preoccupare che ti liberiamo. Passagli il microfono. Ma sei sempre tu quello. Lo specchio. fratello. Io pensavo ci fosse Sono un'altra 4 persona. fratelli pure là dentro. Ti chiami? Sono Tappa. Come? Tappa. Tapa. Tapa. Che Tapa be- con la T di Torino. Ah, Tapa. Tapa, senti, ti trovi bene? Sì, molto. Soprattutto a stare chiuso qua dentro. Sei fidanzato, Tapa? Sei fidanzato? Ancora no. Meno male, c'è speranza allora. Ah, sta uscendo. Ah, sta uscendo Tapa, eccolo qua Tapa. Guarda che bella donna. E guarda però. Ti piace? Sì, sì. Abbastanza. Ma le italiane come sono? Bene. Belle, Bene, sì. bene. Belle. Lui è bellissimo comunque, complimenti. Sì, sì, è bellissimo, è tenerissimo. Buon lavoro, Tapa, Grazie, Tapone, grazie. Tapino. Ma Claudio, in realtà siamo venuti qui per collaudare questo ascensore perché... Vai tu. No, io senza di te non faccio niente. Devi Andiamo. sapere che io quando sono stressata sogno di rimanere bloccata nell'ascensore, quindi il mio incubo... È una pazza. No, ma non posso saltare. Guardate il suo look. Sta salendo? No, questa barba carina, curata. Ecco, come sono... Vi salutiamo, arrivederci. Arrivederci. Noi siamo pronti. Arrivederci, ci vediamo. Ci imbuchiamo, Vai. ci imbuchiamo. Ecco. Ciao. Ma si scende benissimo. Ciao, ciao. Un bacio, ciao. Andiamo a comprare qualcosa. Aiutami perché tu sei bravo nella scelta. Io sono bravo. Sì, a Tu cucinare. Tu sei la Un casalinga. culinario sei. Tira tu o tiro io? Ti Tira vuoi tu. sedere qua? No, siedi tu, bambolina. Buonasera. Buonasera, Buonasera, scusate. buonasera. Attento. Oh, Sbandi sui vestiti. Già si sbandata. Prendiamo prima i finocchi. Mi sembra giusto. I finocchi. Prendine dispari, si prendono dispari. Poi prendiamo. Dispari si prendono i finocchi. Poi, Siamo dispari, portiamo bene poi il cappuccio. il cappuccio per te. Il cappuccio per me. E questi broccoli. No? No, beh, i broccoli non mi piacciono. No, con la salsiccia no, a me broccoli piacciono. No. La pera. Le pere a questo punto. Le Direi, pere. con la salsa. Sì, con la pera. Ah, che mi fai cadere. Ma quante ne prendi? Il Vedi che caco poi- lo vuoi? Sì, no, a me piacciono, no, ti prego. No, questa scena non è pensabile, dobbiamo essere più seri. Ecco qua. Ah, la banana lei, figurati. Una pitta impigliata, piglia. Una pitta imbigliata. Che porta bene ed è natalizia. Sì. Poi piglia una bottiglia di champagne, spumante veramente. Guarda Vai, qua vai, che c'è. prendi. Prendiamo una busta intera. Una busta Ma non saranno intera. troppi, Claudio. In una serata. Ma non è meglio sottovuoto? No, tu capisci di più. Prendiamo questi che sono sottovuoto, si mantengono. Vuoi Scusa, assaggiare? cos'è questo? Questo è il tipico casatiello Il napoletano. casatiello napoletano. Lo vogliamo assaggiare. Tu lo conosci sicuramente. Perché c'è Prendi. Ah, facciamo un po' di. C'è Savio, vieni qua, scusa. Ciao Claudio, buonasera. Buonasera a tutti, tutto bene? Sto mangiando. Lei guarda me, guardo lei. Io Come ti va? guardo, tutto bene, come? Sono stati di tuo gradimento? Moltissimo. Sì. Buonissimi. Buono. Ma la salsiccia ce la consigli? Sì, questa la gestisce il signor È locale, Giovanni, è che- locale. sì, localissimo. Signor Giovanni, è garantita. La garantisce lui segue la produzione, si va a gestire. Lei capisce solo di salsiccia. Che bette di salami che ci sono però, eh? Arrivederci. Grazie. Guarda come ci hanno Oggi mi è preso fatto. malissimo. Ci hanno Vai. spiumato di Ginevra. Oh, ma a me mi hanno dato una ricetta.
Ma come scheletrica questa? Guardala come scheletrica. Che ricetta, guarda, ha visto il buco lei. Si mette un bicchiere con la birra dentro. Addirittura. Me l'hanno detto ai fisioterapisti. Ma Si chi mette c'è un bicchiere stato con la massa? birra dentro e si mette nel forno. Ah, La birra evapora. veramente. Sì, sì. La Ma fresella. dov'è il cameraman? Ah. Ma la fresella la vuoi? Sì, sì, la fresella. Prendiamo le freselle che sono più buone. Tu sei italianissimo, vero? Sì, è vero. È vero, è vero. Ci vediamo dopo. Metà Ciao. e metà ha detto. Metà pure tu, sì, metà in metà. Non ce n'è uno intero. Ti aiuto che sbandi. Ma dov'è Ludovica? Si è nascosta. Ludovica? Ma non sei carina, lei è Ludovica, madre, giovanissima, ingambissima, donna manager, complimenti. Grazie, Come sta andando? tutto bene. Siamo un po' stanchi per il Natale, Meglio. ma sì, siamo felici. Lei, la sua bambina, ha una Si bambina e chiama un bambino? Ginevra, E come mai? Come mai? perché seguivo su Facebook Ginevra, lei, e ti ammiravo. Ma che carina. Grazie, Una bella grazie, cosa. veramente sono quelle cose bellissime. Complimenti per tutto. Grazie davvero. Complimenti, ci vedremo molto più spesso. Molto. Mo facciamo Claudio, questo. tieni, li hai presi tu questi, come mai? Ah, mi è caduto nel cestello. Va bene, direi che abbiamo fatto. Ok, abbiamo fatto la spesa, andiamo a casa a mangiare. A cucinare, Tu- andiamo a cucinare, cucina Claudio. Ciao, 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 ciao. Guardate quest'opera. Claudio, ma che opera è? Tu che È sai una tutto. sfinge. La Sfinge. La Sfinge. La Sfinge, Claudio, e di chi è? Alba Gonzales. Bravo, Ah, la Sfinge di e Alba poi- Gonzales. e poi? Praticamente la Sfinge perché è dedicata alla donna. Ognuna di noi ha una parte enigmatica che non svela, penso tutte tranne io. Però è così solitamente, Ecco- anche tu hai una parte Ma enigmatica. stai attento che c'è un serpente Oh, dietro. Però non ha la lingua biforcuta. Ah, non ha alla No. lingua. Ah, lo puoi baciare adesso. Bellissima, comunque un'opera Senti, stupenda. è un'opera stupenda. Meravigliosa. Guarda, a tre volti. Va bene, io direi adesso dall'arte passiamo ancora all'arte. All'arte? Andiamo, perché dove? c'è una mostra, ti porto io. L'Ordine degli Architetti Guarda ha organizzato. Mettiamoci così che facciamo vedere la ruota panoramica, è stupenda. Poi ci voglio andare, mi ci porti. Andremo sulla ruota panoramica Un che giorno è di questi. bellissima. Sì, così la lasci in alto, io me ne vado. Però Ti tu porto. mi interrompi sempre, ti stavo dicendo, ti porto in questa mostra organizzata dall'Ordine degli Architetti. Sì. Tocca le palle dell'albero che portano bene. Qua? Guarda. Ma veramente porta bene. E allora porta ti bene, porta bene, carino quest'albero. Ci vediamo Buonasera, dentro. buonasera. Ciao, ma sei bellissima. È alta come me, Claudia. No, è più alta di te. Ma c'ha più tacchi, No, sicuramente. no. E E di dove anche sei? un poco più Brasile. E vivi qua. No, no, lavoro. Però vivi qua in Calabria. Sì, sì, è qua in Cosenza. Per amore è venuta e poi si c'è trovata. Sei bellissima. È vero? Noi entriamo. Sono una maga. Ah, c'è uno specchio. Basta, non la riprendere più, andiamo. Andiamo. Buonasera, buonasera. Scalino. Era caduto. Come stai, Gianfranco? Siamo nel tuo regno bellissimo, fantastico. Buonasera. Buonasera a tutti, auguri per queste festività. Stasera è una serata per me particolare perché ci sono Per te perché? Perché? perché c'è l'ordine degli architetti, quindi ci sono tutti i miei colleghi. Sembra che abbia avuto abbastanza successo come pubblico perché vedo che sono interessati alle opere che hanno portato i colleghi. Adesso andiamo a vedere anche E noi quindi le opere. probabilmente
penso che a primavera ne organizzeremo con il nostro grande presidente. Il presidente Claudio. Dell'Ordine degli Architetti. Il presidente Claudio. Ti cercavamo. Ma noi ti cercavamo, Come stai? Bene Claudio, tu stai bene. Complimenti. Andiamo a vedere la mostra, dopo ci vediamo. Andiamo a vedere la mostra. E poi Tu mangiamo dopo. Io ho una fame, mangiamo- Claudio. Mangiamo. E siamo in mezzo alle opere, Claudio. Alle opere, dai. Alle opere degli architetti. Adesso dobbiamo scoprire cosa sono, che rappresentano, chi. Ma là, guarda, già vedo uno scorcio di Cosenza, della nostra bellissima isola Sì, pedonale, sì, per esempio. Anche là. Anche Guarda, là, anche uno là. scorcio di Cosenza Vecchia. Adesso cerchiamo qualche artista. Io vorrei che qualcuno ci dicesse. Lei è un artista? No. Qualcuno No. ci dice. Io secondo me la signorina. Lei è un artista, lui è un artista. Lui è un artista. Sì, sì. Un bacio, un Grazie. abbraccio intenso che dura 1, 2, 3, Come 4. stai? Aspetta, non parlare. No. Lei parla da sola. Ma è un artista? No, io sono un architetto, è più È di un artista. Ma comunque, non ha fatto entra- nessuna l'ultima di figura queste umanista di questo Ma mondo. di queste opere nessuna. Sì, vieni. Allora è un artista, vedi che è un abbiamo artista. beccato l'amico mio, grande. Oh. Essenziale. Cosa? Ho incastrato la geometria. Bellissima, hai incastrato la geometria. Sì, l'ho incastrato. Io devo sentire Hai incastrato la geometria. la geometria. Ti spiego, Sì. da quell'esagono, come vedi, Sì. è un disegno in assonometria isometrica. Vari pezzi si incastrano, se tu li dissoci, li puoi riunire allo stesso modo, anche in posizioni diverse. In posizioni diverse, Claudio, perché sennò che gusto c'è? Certo, sì, se no Sempre diventa nello tutto stesso- monotono. Sempre nello stesso modo. Tra l'altro eccola. artista, spazio alle donne. Noi vogliamo vedere le sue opere, Allora, però, le mie sono bella signora. Ma come mai hai legato l'uccello? Allora, ho legato l'uccello. La Allora, spiegazione. questo c'ha un significato. Il pavone è Lasciami il simbolo di rinnovamento. Rinnovamento. Quindi è dedicata a quel rinnovamento, rinnovamento Spirituale, un po' di tutto. Quindi è dedicata a quelle donne che vogliono e che hanno finalmente ripreso in mano la propria vita. Io. Ecco perché lo ha legato questo uccello, ho no? capito. Che poi è un pavone. non È un pavone, come In attesa di librarsi Ecco definitivamente nell'aria. questa donna. E invece questa donna è una finestra aperta sui ricordi, perché io ho vissuto a Firenze 10 anni. Andiamo, che mo ci vediamo. Ma sempre con quello vuole fare Guarda le questo come ingarbugliato. Di chi sarà? Cerca un po'. Quest'occhio che guarda tutti, vedi? Questo è l'occhio. La Ma guarda, telecamera. secondo te guarda No. cose buone o cose non buone? Ma Perché anche è un po' nell'occhio, guarda inquietante. questo. No. È un po' È un po' inquietante. inquietante, sì. Stai attenta che ti cade qualche palla dal Ti cielo. piacerebbe in testa per farmi fuori. Ma questa è una farfalla. Sì, È una farfalla. sì. È un'opera sua. Sì. Ma brava! Beh, meraviglia, un'altra artista. Quest'opera nasce per una scuola materna. È un'opera che, questo è un prototipo di un'opera che dovrebbe essere un 6 metri per 3 da mettere in un asilo ed è il percorso tattile, quindi colori, materiali diversi per i bambini delle scuole materne. Questa donna mezzo arlecchino, mezza vestita, variopinta, Questa mezza nuda. rappresenta l'ambiguità. L'ambiguità. Ho detto una citazione di Pirandello. Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita Incontrerai tante maschere e pochi volti, famosissima, le famose maschere di Pirandello, Complimenti, Claudio. complimenti. Ma tu cosa c'entri in mezzo agli architetti che sei un Ma è un bancario? imbucato pure lui, ma io cosa pure un c'è? architetto. No, Sono imbucato. È tu un sei un imbucato pure imbucato. lui. Non sono imbucato. Che mangia pure, Sua moglie è mangia. architetto. No, neanche. Allora sei E che un ci imbucato. fai? Vabbè, ma la banca serve sempre, però. Hai Io? bisogno? Se tu hai Sì, bisogno, sì, no, abbiamo vieni. bisogno, è l'imbucato, ha Guarda, sempre bisogno. illudono solamente. No, ci prende in giro. Ci prende Ma in anche giro. le donne prendi in giro. Assolutamente, Sì, assolutamente no. Sì, no, Assolutamente Ma, sì. ma tu mi hai no, detto ma tu. non va bene
questa cosa? Assolutamente no, assolutamente no. Noi durante la trasmissione, la puntata dell'imbucato, notiamo anche molto i look, gli outfit e devo dire che tu vinci. Sì, Stasera com'è Claudio? È lui che deve decidere, deve giudicare. No, Claudio. ma lui è sempre stato uno molto attento nel look. Vieni qua, Andreuccio, che bel ragazzo, ma che bel ragazzo! Mio nipote, Andrea Greco, che è architetto. Nipote d'arte. È venuto un po' più alto, Molto più un po' più alto. bellino pure. Qualche centimetro in più Un po' più riccio pure. Ma perché lui, come ti dicevo, è un greco. È no? un greco. Io sono un Verni. Mia madre si chiamava Verni, molto chic. In francese Molto si pronuncia Verni. Ma perché era francese? Sì. Hai esposto? No, qualche stasera non ho esposto nulla. Ma di qui. solito esponi? Sì, sì. Ti di solito esponi sì, sì. anche? Anche sì. Ci dipende, fa molto dipende. piacere questa cosa. Dipende. Forse li inibisco un po' io gli uomini, molto. Infatti l'avevo notato, lo stavo dicendo, poi però è tuo nipote, quindi ho rispetto. Mentre mangiamo noi avevamo fame. Guardate l'architetto che dirige il tutto. Io ho fatto all'entrata, appena entrata, ho visto una donna stupenda, bellissima. Un'amica. Senti, ha detto che è venuta qui per amore. Quindi amore di chi? Dell'Italia. Sì, dell'italiano Gianfranco Kundera, che ha un gusto con le donne unico. Complimenti, è bellissimo. No, non sono fatto rosso, mi fa caldo. Non era molto bella. Non che ti faccio i complimenti perché è stupenda. No, così. Hai sempre buon gusto in tutto.